Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la tragedia di Mesenzana. Avevo paura di lui, me ne sono andata perché non ne potevo più. Andrea era diventato possessivo e ossessivo. Continuava a ripetere che dopo la separazione non gli avrei più fatto vedere Giada e Alessio. Ma non era vero. Non avrei mai fatto una cosa del genere. È quello che Luana Vivirito, la mamma dei 2 bambini uccisi dal padre Andrea Rossin all'alba di ieri, ha detto ai carabinieri nel corso di un primo colloquio sulla tragedia. Tragedia che si è conclusa con il suicidio del compagno, una morte avvenuta per tutti con un colpo di coltello al cuore. Dal punto di vista giudiziario il fatto non avrà sviluppi, dato che l'autore del duplice omicidio è deceduto anche lui, ma ugualmente continuano gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla procura di Varese, in particolare per stabilire quali fossero le condizioni psichiche di Rossin, che era stato ricoverato in ospedale 2 anni fa e seguiva una terapia farmacologica o avrebbe dovuto seguire una terapia farmacologica, ma non era curato da specialisti. Intanto è stata disposta l'autopsia sui corpi di assassino e vittime. L'esame sarà effettuato martedì prossimo e dovrà stabilire non tanto le cause della morte, che sono evidenti, ma se il padre avesse narcotizzato i figli prima di colpirli. In base ai primi riscontri dell'indagine, sembra comunque che le cose non siano andate così. Giada, 13 anni, e Alessio, 7, sono stati uccisi nel sonno. Buone notizie dalla Whirlpool. 180 lavoratori somministrati, come si dice dalle agenzie, saranno assunti a tempo indeterminato a Cassinetta di Biandronno, così come stabilito da un accordo sottoscritto dall'azienda e dai sindacati dei metalmeccanici. Vediamo il servizio di Nicola Antonello con le immagini dell'agenzia Blitz. Chiuso adesso l'accordo con Whirlpool rispetto ad un accordo che mette in protezione lo stabilimento di Cassinetta, e c'è anche il tema finalmente importante dell'assunzione di 180 lavoratori che fino a ieri erano precari e entro agosto avranno tempo indeterminato con Whirlpool. Cosa dire? Un sindacato responsabile che quando c'è da dire sì dice sì, quando c'è da dire no siamo ai cancelli come sapete, però questo sempre attraverso la condivisione e il mandato da parte dei lavoratori. Anche questo accordo, favorevolmente passato circa il 98% da parte dei lavoratori, hanno capito che quando c'è da dire sì e quindi fare solidarietà o scioperare per rispetto del piano industriale per il volume della protezione dicono sì, ma quando c'è da dire no e quindi come si dice poter rifiutarsi di fare alcune cose all'interno dell'azienda si dice no, si viene ai cancelli. Ecco, io penso che ancora abbiamo portato a fine con competenze e professionalità il nostro lavoro, che come sempre come RSU, e ci tengo a dirlo in maniera unitaria, siamo riusciti anche questa volta. Parliamo ora di canottaggio. Varese raddoppia e alla Schieranna non si svolgeranno solo i mondiali juniores e under 23 a luglio, ma anche gli europei juniores in calendario sabato 21 e domenica 22 maggio. Sentiamo il commento del collega Antonio Triveri. Canottaggio e Varese, un binomio ormai consolidato a livello internazionale e mondiale, un campo di regata assolutamente riconosciuto come uno tra i migliori di tutto il pianeta. La sfida adesso però non è più soltanto quella di costruire degli eventi, ospitarli e organizzarli, ma è quella di andare anche oltre. La sfida è quella di portare la città in riva al lago e il lago nel cuore della città giardino, coinvolgendo tutta Varese, tutti i varesini. I prossimi eventi dovranno servire a questo, anche in proiezione del massimo evento che si vuole organizzare, perché l'obiettivo del comitato organizzatore è ovviamente quello di giungere nei prossimi anni, possibilmente nel 2026, all'organizzazione di un campionato mondiale assoluto che mai è avvenuto qui a Varese. Grazie Antonio, e restiamo in argomento. Presentata questa mattina a Palazzo Estense Ecoran, 3 giorni di sport, corse ed ecologia in programma dall'8 al 10 aprile. Vediamo il servizio realizzato dall'agenzia Blitz. Oggi presentazione della Ecoran Varese che si terrà il 9-10 aprile proprio nel capoluogo. Siamo qui con Giuseppe Michalizzi, presidente della SD Ecoran Varese, a cui chiediamo innanzitutto quali sono le principali novità di questa edizione. Quest'anno la principale novità è nella corsa che sarà di 20 km, cioè si affiancherà una corsa di 20 km a quella della 5 e della 10 km. Sarà una corsa che attraverserà la città di Varese, che sarà quindi limitata al traffico. E un'altra novità importantissima sarà la chiusura totale del centro storico per l'intera giornata del 10 aprile. Chiudiamo con una notizia che arriva da Rovigo ma riguarda anche la provincia di Varese.
Si parla di una tragedia che avvenne il 26 gennaio 2021. Rosangela Dal Santo, 58 anni, uccise il compagno Costantino Biscotto, 55 anni, di Cassano Magnago, che 5 anni prima si era trasferito a Rovigo per andare a vivere con la nuova partner. Ebbene, oggi la donna è stata condannata per questo omicidio a 21 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Rovigo. Il delitto fu l'atto finale di una lite scatenata dalla gelosia della donna. Il corpo di Costantino Biscotto, che era un rappresentante di prodotti alimentari, fu ritrovato dai carabinieri nell'appartamento dove i due convivevano, al secondo piano di una casa a Polisella, appunto in provincia di Rovigo. La donna, dopo il delitto, cercò di togliersi la vita in garage, inalando il fumo del tubo di scappamento dell'auto accesa. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.